Allora, Marco Goldin, innanzitutto l'impressione alla fine di questo tour che ha fatto fare per la prima volta. Ma mi sembra che io i quadri li conosco bene e mi sono veramente emozionato un'altra volta a commentarli per tutta questa gente, tutti i giornalisti e quindi mi sembra di sentire opinioni di grande entusiasmo rispetto alla qualità delle opere e anche al percorso, insomma, però lo diranno gli altri, non devo dirlo io. Senta, lei ha spiegato questo percorso a ritroso. Sì, è un percorso particolare, naturalmente, che vuole un po' mettersi nei panni dei pittori quando dipingevano, che per dipingere, che per essere orientati verso il loro futuro, il futuro della pittura, si guardavano indietro, chiaramente, ai maestri che li avevano preceduti. Ecco, quindi io voglio far rifare ai visitatori esattamente quello che hanno fatto i pittori nei loro tempi. Senta, in un museo rivisitato completamente. Sì, questo è un bell'orgoglio perché, per esempio, qui dove ci troviamo nella sala ipogea, insomma, la situazione era veramente un po' confusa dal punto di vista allestitivo, quindi abbiamo scelto in accordo con il comune di svuotare completamente tutto e poi noi ci siamo presi l'onere di costruire nuovi spazi, nuove pareti, perfino una sala cinema, una sala lettura. Quindi è diventato, vorrei dire, un museo veramente di natura internazionale. Abbiamo sentito il riferimento del sindaco al periodo olimpico, quindi Treviso piattaforma culturale, ha detto. Sì, beh, è chiaro che avere una mostra di questo genere con una qualità così alta di opere a un'ora e un quarto, un'ora e mezza, quello che è da Cortina, è sicuramente una bellissima occasione, però è evidente che questo è un ulteriore fiore all'occhiello, ma noi speriamo di far bene fin dalle prime settimane della mostra, anche senza le Olimpiadi. Il sindaco ci ha già detto che state già parlando dei prossimi progetti. Ma io preferisco questa cosa non dirla, dobbiamo ancora iniziare a fare questa mostra e quindi cioè, stato un lavoro lungo, un anno e mezzo, ci vuole tempo, quindi bisogna avere delle occasioni ottime. Sarà un riferimento importante anche per quello che si farà dopo perché cioè, la qualità è molto alta veramente e non è facile naturalmente restare sempre a questo livello di qualità, per cui ci si prova, ma bisogna, ripeto, trovare le occasioni giuste. Intanto io credo che sia giusto, ci godiamo questa apertura, poi vediamo come va la mostra, ci godiamo la bellezza delle opere. Un cammino a ritroso e anche dall'alto in basso. Come sintetizza il passaggio per i visitatori da sala in sala? Io credo che sia un passaggio anche chiaro una volta che una persona lo capisce. Abbiamo tanti modi per farlo rendere chiaro, quindi eh, le visite guidate con le guide che ho formato personalmente, l'audioguida che ho scritto e ho registrato io, e poi ci sono anche dei testi brevi ma che ti aiutano a percorrere questo spazio e poi naturalmente abbiamo questa straordinaria sala ipogea in cui soprattutto le due sale dedicate all'impressionismo, quella dedicata ai ritratti e alle figure, da Manet a Renoir, ma poi anche oltre, Modigliani, Matisse, così, e poi quella dove ci troviamo con i paesaggi impressionisti, insomma, credo che sia veramente una specie di fantasmagoria di colori e di cose importanti. E alla fine è un filmato per chiudere la mostra, insomma, dedicata a Picasso. No, no. Scusi, dedicato a Van Gogh. Allora, sì, è un film, un vero e proprio film a cui abbiamo lavorato alacremente nell'ultimo mese, che nasce come testi dal mio libro del 2022 che si chiamava proprio Gli ultimi giorni di Van Gogh, il diario ritrovato, è questo escamotage letterario. Sappiamo che Van Gogh non ha mai scritto un diario, però, insomma, ho lavorato e ho studiato Van Gogh per tutta la vita, vorrei dire, e quindi mi sono permesso di dargli la parola in questo diario immaginario che è alla base appunto di questo film, mezz'ora che tutti i visitatori che vorranno potranno vedere qui in mostra e beh, arricchito poi dalle musiche molto belle di Raymond Zovina. Alle sue spalle ha le ultime pennellate di vita di Van Gogh. Eh beh sì, è un privilegio poter parlare qui davanti a questo quadro, è uno dei quadri più toccanti in assoluto della vita di Van Gogh. Ultimissimi giorni davvero della sua vita, i covoni con il fieno sono già stati raccolti, quindi siamo davvero in prossimità di quel colpo di rivoltella al petto che si è sparato la domenica sera 27 luglio 1890. C'è sempre grande emozione davvero. Grazie. Grazie. Allora, Marco,